Benedica a tutti. Il 21 di maio un uomo si è ammazzato dentro della cattedrale di Notre Dame, in Parigi. Vediamo il servizio di Fonso Genchi. Erano le 4 di dopo pranzo e dentro alla cattedrale più importante di Francia c'erano chiossai di 1500 cristiani. Di corpo si sentì uno sparo. Un uomo di 78 anni, lo storico Dominique Venner, s'aveva sparato dal re all'otaro principale. In capo a Dotaro lassà una liccia onde si spiegano i motivi di stazione che non pare essere chi da un forte, ma s'assomiglia alle suicidi dimostrativi e di protesta di monaci buddisti e a chiddo di Jan Palach. Infatti, in un suo messaggio lasciato a un amico e leggiuto lo stesso martiria in la radio, diceva che sano di corpo e di spirito sacrificava la sua vita per risvegliare le coscienze addormisciute, ribellandosi contro i veleni di l'arma e i desideri individuali che distruggono la famiglia, base intima della nostra civiltà millenaria. Dal suo blog, l'ultimo sottoscritto parla della legge approvata di Picca dello Parlamento francese, che non tratta di unioni omosessuali, ma cancia completamente l'istituzione del matrimonio con l'articolo 143 del Codice Civile francese che ora recita: lo matrimonio si contrae tra due persone di sesso opposto o dello stesso sesso. Sta legge provocava numerose proteste in Francia con manifestazioni imponenti di centinaia di migliaia di persone. La maggioranza dei sindaci delle città francesi dichiarava che non è d'accordo e secondo un sondaggio dello SFOP pure lo 58% dei cittadini è contrario. Lo storico Venner, dal suo blog, lo stesso giorno che si ammazzò, scrisse che i manifestanti hanno ragione a gridare la sorraggia e che non basta organizzare gentili manifestazioni di cazza, ma ci volessero azioni nuove, simboliche e spettacolari per scuotere le sonnolenze, agitare le coscienze e che stiamo trasendo da un periodo dove le parole hanno essere autenticate coatte. Festa argentina in Palermo. Vediamo il suo servizio di Filippo Albamonte. Li passati venerdì 17 e sabato 18, grazie a un'idea della consigliera Federica Luzzo, ci fu in Palermo la festa argentina. Una serie di manifestazioni in onore della festa nazionale che ogni anno si fa in tale paese sudamericano, il 25 di maio, per celebrare l'indipendenza degli spagnoli. Si è cominciato sabato con un incontro alla Facoltà di Lettere di Palermo, che aveva più ospiti allo sindaco Leo Luca Orlando, alla presidentessa dell'Associazione Latino America Sicilia Ines Kainer e una poco di professori esperti della storia e della cultura argentina, come la professoressa Giovanna Minardi e magari ai loro rappresentanti dell'ambasciaria argentina, lo ministro Carlos Czarniak. Gli esperti, come le professoresse Maria Teresa Monterisi e Marina Castiglione, parlarono delle relazioni tra l'Italia e l'Argentina, della cultura, delle emigrazioni e in particolare della emigrazione degli siciliani in tale paese americano. Pensate che ci sono per esempio più cristiani di Castelduzzo a Cordoba che in tale stesso paese siciliano. Straordinariamente interessanti furono i valori dello ministro Czarniak, che fece vedere la somiglianza tra le politiche che si fecero in Argentina che la portarono allo default e le politiche che si fanno oggi in Europa e in Italia. In particolare, lo ministro parlò delle scelte fatte per contentare lo Fondo Monetario Internazionale e lo fatto di avere rinunziato, come in Italia, alla sovranità sopra la moneta, che portò inevitabilmente allo fallimento. Lo ministro non disse niente esplicitamente contro le politiche dell'Europa, ma consigliò a noi italiani di riflettere sopra quello che successe al suo paese, che lo volevamo ricordare dopo che abbandonò lo legame con lo Fondo Monetario e si ripigliò il controllo sopra la sua moneta, riuscì a crescere sino al 9% all'anno. Le manifestazioni si conchiudero sabato con la meravigliosa milonga di tango in la piazza Politiama, che fece diventare Pinasira Palermo come Buenos Aires. Biennale di poesia in Palermo. Vediamo il suo servizio. La poesia, malgrado la tecnologia, continua a essere attuale,
Questo valore Vincenzo Ruggeri, presidente dell'Associazione Culturale Vera Canam, esordiò alla Biennale della Poesia intitolata L'Arma racconta. Concluso lo passato 10 di maio, dalla splendida Villa Niscemi in Palermo, un a poco di poeti misero a nudo i suoi sentimenti più intimi. E non aveva importanza con cui lo vincitore della Biennale, perché, come spiega la stessa dottoressa Paolo Guarino, consigliera dell'associazione e organizzatori della Biennale, ogni poeta aveva una caratteristica che faceva essere unica e speciale la sua poesia. Poesia come bisogno di l'uomo, secondo il professore Tommaso Romano. Di ir oltre la vita di ogni giorno per trovare attraverso essa la verità e la conoscenza. Momenti di intense emozioni, ascoltando le versi recitate di alcuni autori che si armonizzano buono con la splendida villa seicentesca onde le anatre camminano tranquillamente tra i cristiani e la ricca vegetazione crea un clima di serenità che allontana dalla vita reale. Ma sentiamo la dottoressa Guarino. L'associazione è nata per l'amore nei confronti dell'arte in generale, sia le arti figurative che le arti espressive, quindi come la poesia o la pittura. E poi nell'ambito dell'associazione abbiamo pensato di istituire un premio letterario, ed è questo un premio di poesia che è una biennale, si chiama il concorso L'Anima racconta proprio perché i componimenti sono componimenti che vengono dal cuore e cerchiamo di portare avanti e di promuovere le persone che non hanno altre opportunità, che non sono conosciute e che però sono altrettanto brave di quelle conosciute rispetto a quelle conosciute. Ora ci sarà la premiazione? Sì, ci saranno i primi 3 classificati che sono premiati, però per noi sono premiati tutti, perché intanto ciascuno nel suo genere ha dato il suo apporto, e poi devo dire che in effetti questi componimenti ci hanno toccato profondamente perché sono spaccati proprio di un vissuto. Singolarmente ognuno di loro portava qualcosa di prezioso e di particolare, quindi per noi sono premiati tutti. Poi ci sarà, per le spietate leggi del concorso abbiamo dovuto dare i primi 3 premi ai primi 3 concorsi. Grazie Paola. A accompagnare i versi, magari una splendida mostra d'arte di maestri locali che è possibile visitare tutte le giorni, dalla mattinata e di domenica pure dopo pranzo. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo!